Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio in primo piano, la cronaca, perché è stata davvero una strage in questi giorni, una strage sulle strade del Veneto. Ieri il mortale a Gorgo al Monticano, poi un altro schianto nel pomeriggio lungo la Triestina a Quarto d'Altino, la vittima è un 60enne, e poi questa mattina un altro gravissimo schianto lungo la 4, 2 le vittime, ma purtroppo il bilancio non è finito perché c'è stato un altro gravissimo incidente nel Trevigiano, esattamente ad Arcade, a perdere la vita un giovanissimo, e ce ne parla il nostro Christian Arboit insieme a Francesca Pezzo. Lo vediamo sullo schermo. Christian, buongiorno. Buongiorno Daniela, l'ennesima vittima sulle strade della Marca si chiama Davide Corazzin, 22 anni appena. L'incidente ieri notte alle 23:30. Ci troviamo in via Roma, all'ingresso di Arcade. Questa è la strada che porta a Visnadello di Spresiano. Davide, con 2 coetanei poco più che ventenni, si trovava a bordo di questa Fiat Punto, era sui sedili posteriori. Fiat Punto che stava procedendo in direzione per l'appunto Visnadello quando ha impattato contro questo muretto. Vedi i segni e la traiettoria che ha portato l'auto, questa Fiat Punto, a carambolare. Sicuramente è stata una collisione potente, forte, con questo palo della luce. Lo potete vedere, non solo il palo della luce spezzato, ma proprio è stato spostato l'intero masso, l'intero blocco di cemento, quindi un impatto fortissimo. A bordo per l'appunto questi 3 giovani del posto, tra i quali Davide Corazzin, 22 anni appena. A soccorrere questi 3 giovani lo saluto e lo ringrazio, perché immaginiamo non sia un momento facile, Moreno Calesso, che risiede nella casa che vedete qui alle nostre spalle. Ritorniamo alla serata di ieri sera, Calesso. Lei ha sentito un botto, un violento botto? Sì, verso le 11:30 ho sentito questo botto e sono uscito di corsa e ho visto la scena. Ecco, senza chiaramente entrare nel dettaglio, lei che cosa ha visto? I 2 ragazzi erano fuori dall'abitacolo? Sì, erano feriti ma erano fuori dall'abitacolo. Erano coscienti? Sì. Mentre mi sono accorto che c'era un terzo che nel sedile posteriore che non si muoveva, e quindi ho chiamato i soccorsi. Quindi è stato lei ad allertare il SUM 118? Sì. Sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del SUM 118, gli agenti della Polstrada. Chiaramente sono state fasi concitatissime e gli operatori del SUM 118 non hanno fatto altro che constatare il decesso di questo giovane, di Davide Corazzin, per l'appunto, un giovane che abita qui a poche centinaia di metri. Lei lo conosceva? No, non conoscevo. So che è del paese, ma non di più. Senta, Calesso, lei quindi ha avuto la prontezza di chiamare immediatamente i soccorsi e poi ha parlato con questi ragazzi? No, ho parlato no, perché erano tutti eccitati, però i soccorsi li ho chiamati io, sì. Ecco, quindi i 2 ragazzi erano coscienti. Sui sedili posteriori di questa Fiat Punto c'era Davide, appunto, che era immobile. Sì, era immobile e ho provato anche a toccarlo, a vedere se magari a me non respirava, ma non ho visto niente di nessun cenno. Quindi lei ha avuto la prontezza anche di provare a soccorrere? La prontezza, l'ho visto che pensavo fossero solo in 2, ma quando mi sono accorto che c'era un altro ragazzo ho provato a vedere cosa era successo, ma non parlava, non si muoveva, non respirava, quindi mi spiace per questo ragazzo, però non c'è stato niente da fare, penso. Ecco, questa è una strada via Roma già nota, ahimè, ai noi, alle cronache. Ci sono stati diversi incidenti anche letali negli ultimi anni. Sì, anni fa è successo un altro incidente mortale proprio qui davanti e ormai sappiamo la fame di questa strada.
È una strada dove si corre, poi chiaramente in questo caso specifico saranno gli agenti della Polstrada a fare tutti i rilievi del caso e ci mancherebbe altro. Lei ha sentito rumori di frenata prima dell'impatto? No, solo il botto ho sentito. Solo il botto? Sì. Grazie Moreno Calesso, grazie davvero. Daniela, ti faccio sentire anche quest'altra testimonianza che abbiamo raccolto. Ho visto ormai era appena successo perché partì da là in fondo e andati a finire giù sul fosso da là davanti, capotati. Verso le 23:30? Sarà stato sì verso quell'ora, ero appena andata a letto, sì. Quindi lei cosa ha sentito? Ha sentito un botto? Un botto forte e quando che ho aperto la cosa, ho aperto il poggiolo davanti e ho visto tutto e sono corso a passo, ma ormai tutto era successo. Quindi lei è corsa giù? Sì. È andata anche in strada? Sì, ero qua con l'abito qua, ho fatto 3 passi per andare da coso, insomma è stato brutto perché la disperazione dei genitori, io non lo conoscevo il ragazzo però, gli altri 2 non lo so come sono. Ecco, immagino si sia trovata davanti una scena terribile. Ah beh, brutta davvero perché ho rotto la rete dai miei figli fin sul cortile di qua, a capotare e dopo è rimasto là quello che non è uscito. E lei quindi ha assistito anche all'arrivo dei genitori, degli amici? Sì, beh, la disperazione, penso che la disperazione dei genitori è così è successo, insomma. Senta signora, questa è una strada dove si sono registrati tanti altri incidenti nel corso del... È successo ancora qualche anno fa, un altro incidente ancora mortale. Si corre? Troppo perché se dovrei andare a 50 all'ora nessuno li rispetta. Davide Corazzin, 22 anni, figlio unico, da tutti descritto come un bravo ragazzo, molto solare, lavorava, stiamo raccogliendo ovviamente le informazioni. Con gli amici era da poco partito, il papà questa mattina ha spiegato anche a dei colleghi che il figlio era da poco partito da casa prima di trovare la morte qui in via Roma all'altezza del Civico 94. Stiamo aspettando anche l'arrivo del sindaco Domenico Presti. Chiaramente Arcade è una comunità sconvolta proprio in queste ore, proprio in questi minuti. Le indagini, lo ripeto Daniela, sono affidate alla Polstrada e questo all'indomani della tragedia che ha colpito Gorgo al Monticano con quello schianto trattore e moto ad avere la peggio un altro giovanissimo, Andrea Buosi. Sono ore difficili non solo per la Marca Trevigiana ma per tutto il Veneto. Da via Roma ad Arcade con Francesca Pezzo ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboite e Francesca Pezzo per questo contributo. Purtroppo dobbiamo continuare a parlare di vittime della strada perché ve l'avevamo annunciato proprio in apertura, 2 vittime lungo la 4 e ce ne parla il nostro Federico De Rossa. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno, ci troviamo in A4 a documentare un incidente mortale avvenuto intorno alle 10:15 di questa mattina nel tratto A3 Corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. L'incidente ha coinvolto un veicolo leggero e 2 mezzi di manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna. Nel punto in cui è avvenuto proprio il sinistro, al chilometro 452 in direzione Venezia, poco prima dell'uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia A3, ovvero quella dove solitamente si corre più velocemente, un cantiere temporaneo per la sistemazione di barriere centrali
centrali e il cantiere ovviamente era presegnalato 1 chilometro prima per chi proveniva da Trieste, delimitato da una serie di coni, e stando a una primissima ricostruzione un'auto ha oltrepassato il cantiere abbattendo i coni e sbattendo anche più volte contro la barriera di sicurezza. Si sta parlando infatti in questi minuti di un possibile malore da parte del conducente dell'automobile, che è andata a fortissima velocità contro il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico, che era fermo all'interno del cantiere. A sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo proprio i lavori. Il bilancio purtroppo è proprio di 2 persone decedute, ovvero gli occupanti del veicolo leggero che hanno provocato questo incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale, gli uomini di Autostrade Alto Adriatico e la polizia stradale. In questo momento il traffico è letteralmente in tilt, nonostante siano passate 2 ore dall'incidente. Ci sono tutti gli operatori che stanno cercando di rimuovere i mezzi accidentati e quindi segnaliamo effettivamente questo incidente che ha portato al decesso di 2 persone, il conducente, la persona che era all'interno della macchina, e la corsia 1 e la corsia 2 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia sta procedendo a passo d'uomo a causa di questo incidente mortale. Per il momento dalla A4 è tutto, a te in studio. Grazie davvero. Noi continuiamo purtroppo a parlare di incidenti perché ieri c'è stato un altro incidente con esito mortale a Gorgo al Monticano nel Trevigiano, a scontrarsi in via Roma per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri. Una moto e un trattore. A perdere la vita è stato il Centauro, un ragazzo di 28 anni. Inutile ogni tentativo da parte dei sanitari del SUAM 118 di salvare la vita al giovane, con i medici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la strada è stata chiusa al traffico per permettere i primi soccorsi e i successivi rilievi. E ancora morti, schianto sempre nel pomeriggio di ieri tra 3 auto e una moto lungo la Triestina a Quarto d'Altino. Un uomo di 60 anni ha perso la vita. Un 60enne originario di Salzano ha perso la vita nel primo pomeriggio verso le 14:30 in sella alla sua moto in un incidente che ha coinvolto anche 3 auto lungo la Triestina a Quarto d'Altino, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Nello scontro sono rimaste ferite 3 persone, un uomo e 2 donne portati all'ospedale di Mestre. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Mestre e Treviso, anche con l'autogru, e dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno dato assistenza al personale sanitario per soccorrere i feriti, mentre i carabinieri di San Donà eseguivano i rilievi. Quando sono arrivati i soccorsi, l'automobilista che era finito nel fosso era già uscito dall'auto, mentre gli occupanti degli altri 2 mezzi sono rimasti lungo la strada e i feriti, una volta stabilizzati, hanno raggiunto l'ospedale con elisoccorso e ambulanze. Lungo quel tratto, noto perché conduce alle spiagge, la polizia locale di Quarto d'Altino ha gestito la viabilità e il traffico per deviarlo verso Altino e decongestionare l'area dove si stavano creando lunghe code. Si tratta della zona dove il sindaco Grosso intende mettere gli autovelox. La lista dei decessi si sta allungando, ha dichiarato, e sono necessari come deterrente. Tra poco riprenderanno i flussi verso le spiagge, conclude, e siamo stufi di andare a pregare per i morti da incidenti ai funerali. Continuiamo ora con la cronaca, ci spostiamo in provincia di Padova. I carabinieri hanno finalmente interrogato la 55enne trovata in fin di vita lo scorso gennaio a Borgo Veneto accanto al corpo del compagno che si era suicidato. Ce ne parla la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, e purtroppo resta un giallo quanto è accaduto, perché la 55enne, che finalmente è stata sentita dai carabinieri, ha detto di non ricordare nulla di quella giornata. Era il 29 gennaio del 2025 di quest'anno, quando fu ritrovata in fin di vita accanto al corpo senza vita invece del compagno, che si era sparato un colpo al petto. La donna presentava dei lividi, è stata in coma per alcune settimane, poi la lenta ripresa
attesa, prima all'ospedale di Schiavonia, ora quello di Conselve, ma adesso che finalmente ha potuto parlare con i carabinieri ha ammesso di non ricordare nulla. La sua memoria proprio ha cancellato quanto è accaduto in quella giornata e quindi resta un giallo con le uniche certezze, ovvero che Silvano Vigato si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola al petto. Lo ha stabilito sia l'autopsia che l'esame balistico, ma cosa sia accaduto invece alla donna resta un mistero. Sul suo corpo c'erano dei lividi sospetti e questo ha fatto ipotizzare che magari ci possa essere stata una lite tra i due, che l'uomo abbia tentato di ucciderla, poi credendola morta si sia sparato, ma queste sono ovviamente supposizioni, tentativi di ricostruzione, perché non c'è nessuna certezza, visto che l'unica testimone appunto non ricorda nulla. La procura di Rovigo all'epoca aveva aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio e lesioni gravi a carico di ignoti, ovviamente questo per poter fare tutti gli accertamenti possibili, ma ora visto che appunto la donna non ricorda nulla, l'indagine potrebbe andare verso l'archiviazione, a meno che appunto nei prossimi mesi, grazie anche alle terapie, alle cure e al percorso di riabilitazione che sta facendo, la 55enne non inizi a ricordare qualcosa. La linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin. Noi da Padova ci spostiamo a Mestre, dove c'è stata un'aggressione, un papà che è stato minacciato con un coltello al parchetto di via Aleardi. Ma ci racconta tutto quanto la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, a te la linea. Buongiorno Daniele, buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Nuovo episodio di violenza a Mestre, paura per una tentata rapina sotto la minaccia di un coltello proprio qui al parchetto di via Costa, a 2 passi dall'asilo Nido, dove ieri mattina il papà del bimbo, dopo aver accompagnato il figlio a scuola, alla scuola dell'infanzia, è passato per di qua per andare a ritirare la macchina che aveva parcheggiato in via Paruta ed è stato minacciato col coltello. Non soltanto lui, protagonista di questo episodio, ma anche la tanta gente che a quell'ora, tra le 8 e le 9 del mattino, stava attraversando il parco. Qui veramente ci troviamo a 2 passi dal centro di Mestre, siamo a destra verso Corso del Popolo e a sinistra verso via Cappuccina. Di fronte c'è il centro di Mestre con piazza Barche e accanto piazza Ferretto, e qui insomma la gente passa per parcheggiare l'auto. In via Costa c'è il parcheggio comunale, per andare nelle vicine via Paruta e via Aleardi, laterali tra Corso del Popolo e via Cappuccina, e insomma intervenuta subito la volante con gli agenti della questura che erano stati allertati dallo stesso papà, chiamati al telefono, ma questo comunque è un territorio molto presidiato sempre dagli agenti delle volanti e non soltanto, specie durante la giornata. E che dire, ora il papà è andato a sporgere denuncia e abbiamo cercato di contattarlo, ma visto che per tutelare il minore, il bambino che va soltanto all'asilo, il papà ha chiesto di non essere intervistato. Da Mestre è tutto, con la parte tecnica di Tommaso Migot. La linea torna a te, Daniela. Grazie davvero Anna Maria Parisi e Tommaso Migot. Noi continuiamo a parlare di cronaca, perché parliamo di strade sicure. Abbiamo visto insomma questa strage sulle strade del Veneto, davvero tantissime vittime, molte sono giovanissime, e oggi la Polizia Locale di Vicenza ha presentato l'attività del primo periodo del 2025, rafforzata anche la vigilanza sulla viabilità, e ce ne parla, lo vedo sullo schermo, il nostro Daniele Garbini. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo in Sala Stucchi del Municipio di Vicenza. Ecco, sta arrivando con me il sindaco Giacomo Possamai. Ha concluso poco fa proprio una conferenza stampa di quello che stai dicendo. Buongiorno. Buongiorno a voi.
Ecco, dicevamo questa vigilia anche il 1° maggio, anche la cronaca, nei nostri collegamenti parlano di tanti incidenti in Veneto e fatalità. Proprio oggi avete scelto, forse non a caso, anche di annunciare questo intervento straordinario, comunque un cambio di passo di quello che è stata un po' la gestione della sicurezza, soprattutto anche così che è stata rilanciata da certificati di cronaca, penso nel mese di febbraio-marzo, strada marosticana, di morti di ciclisti investiti. Ecco, sostanzialmente qual è quello che succederà da qui in poi, soprattutto grazie alla collaborazione degli agenti? Sì, anche se i fatti degli ultimi giorni non hanno riguardato la città, mi riferisco ovviamente a incidenti, investimenti, abbiamo avuto fatti gravissimi a Vicenza, lo ricordava prima correttamente lei, i 2 investimenti mortali in strada marosticana, ma anche tante altre situazioni molto gravi che hanno visto altri investimenti, altri incidenti. Il tema è che nelle nostre città si corre troppo e si guida in maniera troppo distratta. Noi siamo subissati di richieste da parte dei cittadini di maggiori controlli, di più attenzione nei quartieri sulla velocità, perché ci sono strade dove si dovrebbe andare a 30 km all'ora in cui ci sono automobilisti in particolare che magari vanno a 80, 90, 100. È chiaro che abbiamo bisogno che il governo ci dia una risposta sulla questione della rilevazione della velocità. Ho sentito anche nei giorni scorsi ancora una volta il sindaco di Treviso, il presidente dell'ANCI Mario Conte dire abbiamo bisogno che ci dicano cosa dobbiamo fare sugli autovelox, perché in questo momento le città sono da questo punto di vista totalmente senza armi nel poter trovare un modo di limitare la velocità. Quello che faremo noi è maggiori controlli, una maggiore presenza della polizia locale nei quartieri con proprio dei posti di blocco, dei posizionamenti statici nei quartieri. Questo poi utilizzeremo molti targa system, che sono questi portali di ingresso alla città nelle vie di scorrimento, di ingresso, sono delle telecamere sostanzialmente. C'è un investimento importante di 100.000 euro che consentirà di mettere ulteriori targa system nelle porte d'ingresso a Vicenza. Questo perché questi strumenti ci consentono non soltanto per esempio di verificare se ci sono auto rubate, e questo serve molto nel caso di furti o di situazioni legate alla sicurezza, ma anche mancata revisione o altre irregolarità legate ai veicoli. Ecco, in questo senso abbiamo il dovere di dare un messaggio ai cittadini che ce lo continuano a chiedere, e quindi grazie a uno sforzo particolare della polizia locale abbiamo lanciato questa operazione che abbiamo chiamato proprio Strade Sicure, nel senso che vogliamo che siano strade sicure per i cittadini, per gli utenti deboli, in particolare per i pedoni, ma per tutti, perché poi se andiamo tutti più piano in automobile il rischio è anche minore per chi va in auto, non soltanto per chi cammina. Va bene, Sindaco, allora intanto le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi davvero e buona giornata. Ecco, speriamo di vedere anche i risultati dopo. Noi, come ci siamo presi l'impegno con voi sul tema dei rifiuti, su cui continuamente ogni 3 mesi vi raccontiamo questa grande azione che stiamo facendo di controlli sui furbetti dei rifiuti, cioè su chi abbandona i rifiuti per strada, la stessa cosa faremo su questi controlli in modo tale che possiate anche raccontarlo ai vostri telespettatori. E noi lo faremo correttamente. Grazie, buon lavoro. Grazie. Da Vicenza al momento il municipio è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche al suo ospite. Noi rimaniamo nel Vicentino, sempre con la cronaca, nuovo assalto ai danni della DB, l'azienda Orafa di Via Grande, a Cassola. La banda è arrivata a bordo di un pick-up con il quale ha sbarrato la strada per impedire anche alle forze dell'ordine di arrivare. Forse volevano far esplodere i portoni d'ingresso, ma qualcosa è andato storto. Nuovo assalto all'azienda DB di Via Grande a Cassola. Questa volta però l'assalto non è andato a buon fine. L'azienda è specializzata nella lavorazione di oro e argento. La banda ha agito nella notte tra lunedì e martedì. Malviventi sono arrivati a bordo di un pick-up che hanno posizionato lungo questa strada per bloccare la via di accesso, naturalmente anche alle forze dell'ordine. È una modalità che abbiamo visto anche in altri assalti ad altre aziende del settore orafo nel territorio. Sono arrivati, come vi dicevo, a bordo del fuoristrada, quindi sono penetrati all'interno del parcheggio, del cortile dell'azienda DB, hanno steso del cavo e posizionato un cilindro nelle vicinanze di una delle porte d'ingresso. Che cosa conteneva il cilindro non
non è dato a sapere, probabilmente dell'esplosivo. Comunque le immagini del sistema di videosorveglianza mostrano quanto accaduto, pochissimi minuti, 3-4 minuti. Ad un certo punto però i malviventi hanno deciso di abbandonare l'assalto, non si sa per quale motivo, sono tornati all'esterno, sono risaliti nuovamente nell'auto e sono fuggiti. Non è la prima volta che l'azienda DB viene presa di mira dai ladri. Già ad agosto dell'anno scorso, del 2024, questa azienda è stata assaltata da una banda che ha utilizzato una grossa ruspa rubata precedentemente in un'impresa edile di Romano Dezzellino. Anche in quel caso avevano sbarrato con dei mezzi le strade di accesso all'azienda, un assalto che era andato in quel caso a buon fine. Con la ruspa avevano demolito i cancelli, poi il portone, fino ad arrivare all'interno del laboratorio e a rubare oro e argento. Nel bellunese ha adescato online una studentessa minore disabile. La Polizia di Stato di Belluno, al termine di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Venezia, ha denunciato un 24enne romano, un 25enne. L'attività investigativa ha preso avvio nel marzo del 2024 a seguito della segnalazione presentata dai genitori della minore, che avevano denunciato che la loro figlia era stata contattata su una piattaforma social molto utilizzata tra gli adolescenti da uno sconosciuto che, dopo averne ottenuto l'amicizia, entrava in confidenza con la vittima fino a richiederle foto e video intimi. La Polizia Postale, su disposizione della Procura di Venezia, ha dunque svolto un'accurata analisi e indagine del file del profilo social utilizzato dall'adescatore. Gli elementi raccolti hanno permesso di eseguire una perquisizione a carico dell'uomo, che ha portato al rinvenimento e sequestro di più smartphone utilizzati per compiere il reato di adescamento della minore. Gli accertamenti svolti dalla Polizia Postale di Belluno su dispositivi sequestrati hanno consentito dunque di raccogliere tutte le evidenze digitali a carico dell'indagato, anche in merito ad altri reati quali la detenzione e la produzione di materiale pedopornografico. Dunque un 25enne è stato denunciato. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Ieri lo abbiamo raccontato nella nostra lunga diretta, l'abbraccio della città di Treviso all'ex sindaco della città, lo sceriffo Giancarlo Gentilini, con un corteo che è arrivato fino alla basilica, fino alla chiesa di San Nicolò, e poi al termine della cerimonia c'è stato il grande abbraccio degli alpini delle Penne Nere. Sono con il Presidente della sezione di Treviso, Franco Giacomin. Presidente, intanto si deve sempre ricordare così un alpino quando va avanti? Assolutamente sì, Giancarlo, l'artigliere alpino Giancarlo Gentilini era uno di noi, e quindi lui sa bene come si festeggiano coloro che vanno avanti, e quindi noi oggi, adesso, vogliamo fare altrettanto, quindi ricordare lui con un brindisi, e simbolicamente tutta la sezione di Treviso ricorda Giancarlo in questo modo. Ecco, prima del brindisi, qualche novità per Biella? Beh, noi e Biella sappiamo che cerchiamo di portare un segnale della sua presenza anche a Biella. Vediamo se il direttivo nazionale ci concede la possibilità di portare in sfilata anche il suo cappello. È una cosa che comunque sarebbe del tutto eccezionale, ma l'eventuale deroga potrà darla solo il direttivo, appunto, nazionale. Quando è che lo sapremo? Beh, nei prossimi giorni, sicuramente prima della dunata. Beh, è possibile che poi, proprio quando sfilerà o la sezione o il gruppo di Treviso, il cappello sia davanti a tutti? Beh, si può prevedere di farlo sfilare con un alpino del gruppo suo, magari in corrispondenza dello striscione che ricorda la medaglia d'oro Enrico Reginato. Bene, allora con queste novità ovviamente noi restituiamo la linea, non prima di aver visto gli alpini brindare a Giancarlo Gentilini. Prego, Presidente. Alpini, un brindisi a Giancarlo. Cin, evviva! Evviva Giancarlo! Evviva! Per sempre! E
E noi ripercorriamo la cerimonia con l'omelia del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, in cui ha ricordato il grande cordoglio suscitato dalla morte di una figura, quella di Giancarlo Gentilini, caratterizzata da una passione forte e da un rapporto viscerale con la sua città. Mi colpisce però in questi giorni, sia negli amici e compagni di strada e di visione politica, come da parte di numerosissimi cittadini che lo hanno sostenuto e che ne hanno condiviso le posizioni, e questo può anche sembrare scontato, ma da solo non lo è, ma poi anche da parte di molti che ne sono stati avversari politici, l'unanime riconoscimento di una passione forte e inesauribile, di un rapporto profondo e viscerale nei confronti della sua città e dei cittadini trevigiani, di una dimensione solida e generosa, di servizio disinteressato per il bene comune. In momenti di crisi profonda per la legittimazione del potere politico in Italia, egli ha saputo interpretare il ruolo dell'amministratore locale in modo nuovo, vicino ai cittadini e alle loro esigenze. Non è stato soltanto il gestore di una macchina amministrativa, è stato prima ancora conoscitore dei bisogni e delle necessità, anche di quelle spicciole e apparentemente minori dei concittadini. Ha messo mano direttamente alla soluzione delle questioni, ha avvicinato l'amministrazione alla vita quotidiana, mettendo così anche un paletto, mi sembra significativo, di riferimento per l'opera delle successive generazioni di amministratori, indipendentemente questo anche dalla loro collocazione politica o ideologica. Alla cerimonia tantissimi amministratori, cittadini, tante autorità, il sindaco ovviamente Mario Conte, sindaco di Treviso, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ed anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini. Gentilini ha formato una classe di amministratori, tantissimi stanno seguendo le sue orme. Io ripeto, ero a Milano, consigliere comunale, col primo sindaco leghista, e arrivavano le notizie di come si fa il sindaco fuori dall'ufficio, carta, penna, block notice, questo va, questo non va, l'ufficio, il tecnico, il dirigente, la polizia locale. Diciamo che oggi qualcuno dovrebbe prendere l'esempio e uscire dall'ufficio, però se Treviso è così bella è tanto merito suo anche, e dell'insegnamento che ha lasciato a tanti dopo di lui. C'è un suo ricordo personale di Gentilini? Tanti, alcune cose me le tengo per me. Io poi ero un boccia ai tempi, perché avevo le braghe corte quando lui è stato eletto sindaco, però ne abbiamo fatte tante, e anche ultimamente ricordo alle ultime elezioni con Mario Conte, chiacchierando. Io adesso da ministro a Treviso fortunatamente ho potuto anche portare risorse, interventi, cantieri, però lui è attento, però Matteo attento, qui, là, su e giù, quindi diciamo la verve è sempre stata quella. Infatti oggi è una bella giornata, non è una giornata di tristezza, perché non penso vorrebbe questo. Quindi anche a lei ha mandato i suoi famosi pizzini, qualcuno che l'ha mandato? Me li tengo per me, però diciamo che se c'era qualcosa che non andava perfettamente come doveva non la mandava a dire, non scriveva, non mandava il fax, diciamo, telefonava. Ci sono ragazzi e ragazze allevati da lui della Lega che fanno esattamente lo stesso, che alle 2 di notte se c'è un problema non chiamano qualcuno per uscire ma escono loro. È un modello che non muore mai, quello di fare politica in mezzo alla gente, e ce ne sono anche in altri partiti, per carità di Dio, non è un'esclusiva della Lega, però è stato sicuramente un modello e ogni critica diventava uno stimolo. È particolarmente toccante il messaggio letto al termine delle esequie dall'amico di sempre di Gentilini, Giuseppe Basso. Con il suo modo diverso di vivere la politica ha portato il sindaco tra la gente, non chiuso nei palazzi, ma in strada, nelle piazze, nei quartieri, ad ascoltare i problemi di tutti, a cercare risposte vere e soluzioni concrete. L'efficienza è stato il suo tratto distintivo. Ciò che prometteva realizzava.
Non sopportava il lassismo, rifuggiva le parole vuote. Gentilini era un pragmatico, concreto, sempre con i piedi per terra, come gli alpini. Non dimenticherò mai un episodio. Era il 1996, forse il 97, quando, da presidente di circoscrizione, gli segnalai il degrado dei marciapiedi di via San Zeno, in periferia. Lui volle vedere di persona, nessun rinvio, nessun discorso. Andò, verificò e pochi mesi dopo diede inizio ai lavori. Questa era la sua forza, la capacità di agire sempre e solo al servizio del suo popolo, della sua gente. Gentilini è stato così fino all'ultimo giorno. Ho avuto il privilegio di incontrarlo in ospedale giovedì scorso. Nonostante la fatica, la sua mente era lucidissima. Parlammo per più di un'ora. Abbiamo anche scherzato in alcuni momenti assieme e prima di congedarmi, con la sua solita determinazione, mi disse: Beppi, vai in comune dagli uscieri e fatti dare il pacco di carte che dovevo ritirare io. Vi sono delle mie segnalazioni che devono arrivare a tutti voi, al sindaco, e lo farò. Ci sono problemi da risolvere. Anche lì, su quel letto di ospedale, pensava alla sua città, ai suoi cittadini e al suo popolo. Per noi Gentilini sarà sempre una guida, un esempio da onorare e da seguire. E chiudo con una citazione che a lui era cara. Chi ha vissuto per il suo popolo continuerà a vivere nel suo ricordo. E al termine delle esequie sul sagrato della chiesa di San Nicolò, prima il canto degli alpini, poi le note del silenzio. Alla fine le penne nere hanno restituito il cappello da alpino alla moglie di Gentilini, la signora Maria, tra le cui mani il primo cittadino Conte ha consegnato anche la fascia di sindaco per sempre. Santa Maria. Giancarlo Gentilini, mandato avanti. Ed ora andiamo avanti con la nostra prima edizione, torniamo a parlare di cronaca, ci spostiamo subito a Padova, nei guai una maestra d'asilo di Campo d'Arsico che un anno fa insieme al compagno è stata arrestata per droga, in casa aveva 10 kg tra cocaina e hashish.
Davanti al giudice per l'udienza preliminare si è giustificata dicendo che era convinta che il suo fidanzato spacciasse solo hashish e non cocaina. Ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato la 50enne maestra d'asilo di Campodarsico che era stata arrestata nel marzo del 2023 insieme al compagno tunisino. Nella loro abitazione di Reschigliano i carabinieri avevano trovato 1 chilo di cocaina e 9 chili di hashish, droga sequestrata dopo un controllo stradale che lo straniero aveva tentato di eludere. Da qui era scattata la perquisizione domiciliare, dove oltre all'ingente quantità di droga era stata trovata sostanza da taglio e un bilancino di precisione. L'uomo era stato portato in carcere, per la compagna maestra d'asilo invece erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ora la donna non insegna più, ma fino al giorno dell'arresto era dipendente di una scuola dell'infanzia della zona. Durante l'udienza preliminare la 50enne ha chiesto di essere giudicata con rito abbreviato per ottenere uno sconto della pena. Il pubblico ministero dovrà ora decidere se accogliere la richiesta. Continuiamo a parlare di droga. Aveva quasi 3 kg di hashish in casa, suddiviso in panetti. A solo 18 anni lo spacciatore arrestato dai carabinieri a Sant'Urbano. Giovanissimo d'età, ma già con una fiorente attività di spaccio avviata, a solo 18 anni il pusher arrestato dai carabinieri di Este a Sant'Urbano, il baby spacciatore è stato individuato al termine di una breve attività investigativa che ha portato i militari a perquisire la sua abitazione, dove sono stati ritrovati 29 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,7 kg. Per il 18enne è scattato l'arresto in flagranza. L'arresto è stato convalidato, il giudice deciso per il 18enne la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Ed un controllo di routine fuori dalla stazione di Padova ha portato ad un sequestro di un notevole quantitativo di droga. Il suo nervosismo non è passato inosservato ai militari dell'Arma che l'hanno fermata fuori dalla stazione ferroviaria di Padova. Guai per una 39enne nigeriana in Italia senza fissa dimora, scoperta in possesso di 110 ovuli di cocaina pari a 1 chilo e 100 grammi di droga nascosti nella giacca. La donna stava uscendo dallo scalo ferroviario quando, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire. I carabinieri in servizio l'hanno notata e sottoposta ad un controllo. La droga rinvenuta è stata sequestrata, mentre la donna, arrestata, è stata portata, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, nella casa circondariale di Verona Montorio. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Treviso. Dopo le minacce ricevute, ha paura per la sua famiglia. Il gestore del kebab di Via Roma, moglie e figlio partiranno presto per la Turchia. L'attività del suo locale è stata sospesa per una settimana dalla questura di Treviso dopo l'ultima rissa. Io ho fatto il biglietto per la sicurezza, mando in Turchia la mia moglie, il mio figlio, e mando qui per 2 o 3 mesi, stanno lì un po' perché anche lei ha la paura, non esce mai da casa. Quando la compagna esce, la prima andava, faceva la spesa, portava il bimbo al parco, ora non esce mai dalla casa perché ha la paura, hanno minacciato il mio figlio. Alil Meral teme che la sua famiglia non sia più al sicuro a Treviso, che per loro rimanere qui sia diventato troppo pericoloso. Il titolare del kebab di Via Roma ha già comprato il biglietto per far rientrare in Turchia moglie e figlio. Il suo locale è stato chiuso per 7 giorni dopo una serie di risse. 2 marocchini hanno ricevuto un divieto d'accesso alle aree urbane emesso dal questore di Treviso. Stamattina sono andato di nuovo per le denunciare, per dire questa cosa, guarda, avete dato allontanamento a questi 2, le arrivano stesso, non cambia niente. Devono, per la mia sicurezza, per la sicurezza del popolo, devono arrestare, devono fare qualcosa. E se non finisce che una settimana che mi hanno fatto chiudere, non finisce qui questa la cosa. La temporanea sospensione d'attività del locale non è un provvedimento sanzionatorio, ma di tutela della sicurezza pubblica, ha chiarito la questura. Peraltro, in occasione dell'ultima rissa, anche da chi lavora nel locale la reazione sarebbe stata violenta. Solo quel momento che hanno dato il calcio al mio bimbo, a me, quel momento mi sono difeso. Io da quel momento mi sono difeso, il resto non abbiamo fatto niente. Arrivano qui per lo provocare, per fare le scimmie, per mostrare i coltelli, fanno queste cose, mi le minacciano, la vanno via, scappano via. Quando le chiamo la polizia, le scappano via verso il centro.
Il questore di Treviso Alessandra Simone fa chiarezza sulle motivazioni che hanno portato alla chiusura del kebab di Via Roma e invita ad avere fiducia nelle forze dell'ordine. L'impegno per garantire la sicurezza è massimo. Il clima di crescente tensione e violenza che ruotava attorno al locale ha imposto la chiusura provvisoria del kebab di Via Roma. Non per punire il locale, continua a sottolineare la questura, ma per garantire la sicurezza di tutti, anche di chi lavora in quel locale che era diventato, scrive sempre la questura, un ritrovo di pregiudicati. L'ordine e la sicurezza pubblica sono prioritari e dovevano essere garantiti ed era l'unica forma per poterli garantire, in quanto c'era una pericolosa degenerazione di questi episodi di conflittualità reciproca. Bisogna sempre fare riferimento alle forze dell'ordine, afferma il questore di Treviso Alessandra Simone. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale sono costantemente al lavoro per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. La mia sollecitazione è di chiamare immediatamente le forze dell'ordine. Siamo pronti, la collaborazione con le altre forze di polizia è eccellente e noi arriveremo subito, piuttosto che tentare di risolvere la situazione con metodologie che poi implicano appunto una pericolosa degenerazione, pericolosa per la sicurezza di tutti i cittadini. €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar, l'iniziativa delle titolari di un locale di Fontanelle che ora hanno donato quanto raccolto ad un'associazione benefica della zona. €150 è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della Marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano, di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta. Rimaniamo sempre nel trevigiano. I titolari di 4 laboratori dell'area tessile con sedi a Treviso, Istrana, Preganziol e Silea, tutti appunto nel trevigiano, sono stati denunciati per violazione delle norme antincendio e di sicurezza, impiego di manodopera straniera irregolare, di interventi edili non autorizzati. Nel corso dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed autorità a vario titolo competenti in materia lavorativa e ambientale, sono stati sequestrati 2 immobili e strumenti di produzione per un valore complessivo di poco meno di €300.000. L'amministratore di una delle aziende dovrà rispondere anche di pendenze verso il fisco per circa €3 milioni accumulate dalle varie sigle che dal 2012 si sono succedute per 16 volte nella gestione dell'attività. E sono state rintracciate e denunciate dai carabinieri per rapina impropria 3 persone che a Pasquetta, dopo aver pagato il conto, avevano minacciato di morte il personale di una gastronomia di Borgo Cavour a Treviso.
È stato conferito all'anatomopatologo Alberto Furlanetto l'incarico di eseguire l'autopsia sul corpo dell'80enne di Silea che secondo i familiari avrebbe attraversato una vera e propria odissea dopo un'iniezione a livello lombare per ridurre una sciatalgia fino alla morte avvenuta il 13 aprile. Dopo l'esposto presentato dai familiari, la procura ha disposto l'accertamento che verrà eseguito nelle prossime ore. Sul caso è stato dunque aperto un fascicolo d'inchiesta che vede indagato un medico reumatologo di 67 anni attualmente in pensione. Dopo l'iniezione al ritorno dall'ambulatorio il 23 gennaio del 2024, l'anziana aveva iniziato ad avvertire terribili dolori alla schiena, tanto che tra le grida della donna il figlio l'aveva portata subito al pronto soccorso. Il coma, 2 mesi di ricovero in terapia intensiva, la casa di riposo, infine la morte. Encefalite asettica, la causa della progressiva degenerazione. L'autopsia, durante la quale il dottor Furlanetto sarà affiancato da uno specialista, servirà per capire se ci sia stato un nesso tra l'infiltrazione lombare e la morte della donna. Questo servizio l'avete sentito di una donna che è morta e l'autopsia che dovrebbe essere eseguita proprio nelle prossime ore. Invece ora vediamo il servizio relativo alla rapina e al fatto che sono state rintracciate e denunciate dai carabinieri 3 persone. Per loro il conto del pranzo di Pasquetta è arrivato ora sotto forma di una denuncia dei carabinieri di Treviso per rapina impropria in concorso. I fatti risalgono per l'appunto al 21 aprile, quando all'ora di pranzo 2 42enni e una 34enne, tutti con precedenti di polizia, sono entrati all'ora di pranzo alla gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Già dall'ingresso nel locale il terzetto non aveva suscitato nel personale la migliore impressione possibile, come racconta Elena, che era in servizio quel giorno e ha preferito non farsi riprendere. Noi eravamo un po' titubanti perché li avevamo visti alterati e sta di fatto che si sono alzati, sono scappati. Io ho preso al balzo la situazione, li ho inseguiti e raggiunti mi hanno minacciata di morte. Senta, di dove erano questi? Parlavano in italiano? Erano locali, parlavano in dialetto. Quindi erano veneti. Veneti. Tra le testimonianze dei presenti e le telecamere di videosorveglianza attive nell'area non c'è comunque voluto molto prima che le forze dell'ordine attribuissero un nome e cognome ai 3 commensali della Pasquetta. Non hanno pagato probabilmente perché il comandante mi ha detto che sono dei senza tetto e mi hanno detto che se continuavo a inseguirli mi ammazzavano, tutto qua. Più tranquilla adesso che li hanno presi? Beh, oddio, sì, io sono sempre stata tranquilla, sono un po' spericolata e basta. La polizia locale ha individuato il responsabile dell'abbandono lungo una strada di Villorba di 4 metri cubi di rifiuti edili, denunciato un imprenditore. Pezzi di cartongesso, calcinacci, ma anche barattoli usati di vernice, materiale probabilmente derivante da attività di manutenzione edile. Complessivamente 4 metri cubi di rifiuti abbandonati circa un mese fa a lato di via Pola a Villorba. La presenza della discarica è stata immediatamente segnalata alla polizia locale, che ha iniziato le indagini per risalire ai responsabili, prima di tutto analizzando il materiale recuperato. In primis abbiamo raccolto tutte le immagini delle videosorveglianza attorno alla zona, ma soprattutto anche dai comuni limitrofi. Infatti l'abbandono ha preso un giro un po' più vasto del nostro territorio per poi arrivare ai responsabili che comunque risiedono in zona. Si tratta di un piccolo imprenditore locale, titolare di un'impresa edile, denunciato per abbandono illecito di rifiuti. È stato convocato nei pressi degli uffici della Polizia Municipale, dove si è reso disponibile a pagare lo smaltimento. È stato un lavoro di indagine articolato e complesso che ci ha portato a toccare diversi comuni del Trevigiano, ha spiegato Barbara Ciambotti, comandante del corpo intercomunale di polizia locale Postumia Romana. Nella lotta agli ecovandali diventa sempre più fondamentale la collaborazione della cittadinanza. Se vedete qualcuno che abbandona, dateci una mano, noi stiamo mettendo in atto tutte le possibili azioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Ed ora la politica. Verso le regionali il PD vicentino fa il nome della consigliera Chiara Luisetto, che si dimostra onorata, ma aggiunge al centro-sinistra serve assolutamente unità. L'ha incontrata per noi Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. Chiara Luisetto, verso le ormai prossime regionali, il PD vicentino ha fatto il suo nome per la possibile presidenza della Regione Veneto.
Sì, ringrazio davvero il Partito Vicentino che mi conosce, che in questi anni davvero mi ha sostenuto, ed è motivo questo riconoscimento per lavorare ancora di più per il nostro territorio. Credo però che in questo momento la cosa importante sia lasciare lavorare il tavolo di coalizione, in cui il Partito Democratico ha un ruolo importante e a mio avviso anche molto generoso nel costruire e nel condividere. Il nome che dovrà uscire dovrà essere un nome unitario che rappresenti tutte le forze e nel quale il partito si sente in particolar modo riconosciuto e rappresentato. La capogruppo Vanessa Camani è un nome a mio avviso molto importante, ha lavorato in questi anni duramente e quindi è necessario che sia al vaglio per primo il suo nome, ma davvero ringrazio il territorio in cui sono cresciuta politicamente per la stima e per la disponibilità che mi hanno chiesto. Ecco, c'è chi dice che il centro-sinistra negli ultimi tempi è rimasto un po' defilato rispetto invece a quanto ha fatto tutta la parte del centrodestra. Mai come oggi c'è bisogno che si faccia sentire la voce. Guardi, io credo che in questo periodo anche il centrodestra abbia le sue gatte da pelare, le sue divisioni interne. Invece il lavoro silenzioso che il centrosinistra ha fatto in questi mesi, in questo anno, è proprio quello di coagulare, di tenere insieme tante forze politiche, con il perno del Partito Democratico, ma insieme. È una fatica che credo ripagherà e nella quale tutto il partito crede, perché crediamo sia fondamentale davvero arrivare ad una sintesi unitaria e compatta. Di cosa ha bisogno la Regione Veneto oggi? La Regione Veneto ha bisogno di molte cose, ha bisogno di aria nuova, ha bisogno di risposte chiare ai bisogni dei cittadini, soprattutto quelli sociosanitari, di farli sentire meno soli e più parte, visti e riconosciuti e sostenuti dalle istituzioni. Ha bisogno di vedere che dove il lavoro è povero va fatto un intervento, ci deve essere una presenza forte delle istituzioni per un sostegno a chi è più fragile, ha bisogno di un ambiente, di un'aria, di un'acqua che possiamo bere, che possiamo respirare e dove vivere bene nel benessere davvero di queste comunità. Tra l'altro sono tutti elementi su cui lei si è battuta e continua a battersi, parliamo di sanità, parliamo di ambiente, forse è per questo che il PD vicentino ha fatto il suo nome. Io li ringrazio, spero che il lavoro di questi 2 anni, perché comunque non ho fatto un mandato completo, ma in questi 2 anni ho cercato un po' di recuperare il tempo perso e che prima era stato ben impegnato dal precedente capogruppo Giacomo Possamai e da tutto il gruppo consigliare. Spero che il lavoro di questi anni possa essere portato avanti nei futuri. Il mio impegno c'è, la disponibilità secondo quanto il partito deciderà c'è e spero davvero che si arrivi ad una condivisione di tutta l'area di centrosinistra. Continuiamo con la politica, ma ci spostiamo a Padova, terremoti in vista per l'amministrazione Giordani, sempre più vicina la candidatura del vice sindaco Andrea Michalizzi alle regionali che porterebbe ad un rimpasto. Nel frattempo sarebbe pronta all'addio la consigliera comunale Valentina Battistella, eletta nella civica del Primo Cittadino. Le voci si rincorrono e se la casella del presidente per la coalizione di centrosinistra resta per ora vuota, quelle degli aspiranti consiglieri regionali vanno man mano riempiendosi. Su Andrea Michalizzi, vice sindaco di Padova, in molti sarebbero pronti a puntare nelle file del Partito Democratico, ma se ogni azione corrisponde a una reazione, a restare vuota non sarebbe una poltrona indifferente con il PD cittadino già al lavoro. Chi potrebbe sostituire un amministratore di lungo corso come Michalizzi, che in città ha sempre raccolto migliaia di preferenze, quasi 3.000 nel 2022, e la macchina di Palazzo Moroni la conosce più che bene? Se il ruolo di vice sindaco dovrebbe andare ad Antonio Bressa, in pole position per subentrare nelle deleghe di Michalizzi, in giunta ci sarebbe Luigi Alessandro Bisato, già sindaco del comune di Noventa Padovana e segretario regionale del PD. Una scelta che Fratelli d'Italia, attraverso il capogruppo Matteo Cavaton, giudica così. Intanto un in bocca al lupo al vice sindaco che finalmente si libera da tutti i doveri connessi al ruolo e andrà nel pensionato dorato della regione. Per quanto riguarda chi lo sostituirà è un problema tutto interno alla maggioranza che poco ci appassiona ma che ci preoccupa ulteriormente, perché i ruoli in una giunta di un comune di Padova vanno attribuiti a chi questo comune lo conosce e lo amministra. Sceglierli come
una sorta di compensazione rispetto a traguardi non raggiunti o non più raggiungibili sembra francamente una scelta di retroguardia. Circondato dai guai, insomma, Sergio Giordani, sindaco di Padova ma anche presidente della provincia, che tornando a Palazzo Moroni potrebbe presto fare i conti con il passaggio di Valentina Battistella dalla sua civica al gruppo misto. E ormai le uscite dalla civica che porta il nome del sindaco siano sistematiche e dimostrino la farsa che ha messo in piedi per anni il primo cittadino, cioè quello di rappresentare anche un mondo che non è strettamente legato alla sinistra padovana. Che ormai questa città viene governata come un'azienda dove l'interesse pubblico è l'ultima cosa che interessa a chi prende le decisioni. Rimaniamo a Padova perché l'annuncio era stato fatto in occasione della festa della polizia penitenziaria, in arrivo 50 nuovi agenti nelle carceri del Triveneto, l'annuncio del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, nei prossimi giorni una nuova sezione al Due Palazzi di Padova. Più di 50 poliziotti penitenziari sono in arrivo nelle carceri di Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. L'annuncio arriva direttamente dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che poche settimane fa aveva anticipato la notizia in occasione della festa annuale del Corpo della Polizia Penitenziaria a Padova. Il contingente è composto da vice ispettori, a cui si aggiungerà un numero importante di agenti selezionati fra gli allievi dell'ultimo corso che terminerà a settembre. L'obiettivo, spiega Ostellari, è dare respiro alle donne e agli uomini in divisa che prestano servizio nei 16 istituti per adulti del nostro distretto, rendere l'esecuzione penale più efficace e garantire più sicurezza per operatori e detenuti, ha concluso il sottosegretario. Oltre a questo, nei prossimi giorni verrà inaugurata una nuova sezione nella casa di reclusione Due Palazzi. Questa apertura consentirà di ricavare 50 nuovi alloggi detentivi e ridurre il cronico problema di affollamento dei penitenziari. Il governo sta continuando a lavorare per la liberazione di Alberto Trentini, ma gli equilibri sono delicati, l'ha dichiarato il senatore veneziano Raffaele Speranzone, mentre l'11 maggio ci sarà un corteo acque per il 45enne lidense. La questione è seguita, abbiamo evitato anche di sottolineare che quella in Venezuela è una di fatto dittatura di stampo marxista, che è quanto di più distante ci sia dai nostri valori, proprio per non esacerbare i rapporti tra l'Italia e il Venezuela e quindi mettere in difficoltà ancora di più la sorte dei trentini. Gli equilibri sono delicati, ma il governo sta continuando a lavorare per riportare a casa Alberto Trentini, il cooperante lidense 45enne detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre, senza poter comunicare con l'esterno e nemmeno con i familiari. Il nostro obiettivo è chiaro. Chiaramente la grande difficoltà che stiamo avendo è nell'individuare interlocutori disposti ad aprire uno spiraglio per una soluzione. Di sicuro da parte del governo c'è la massima attenzione e la massima determinazione per raggiungere il risultato che tutti auspichiamo, come e non meno di quello che è stato fatto in altre situazioni, in altri scenari geopolitici negli ultimi anni. Intanto gli amici di Alberto e l'associazione Articolo 21 chiedono di partecipare al corteo di barche a remi lungo il Canal Grande, organizzato per domenica 11 maggio con ritrovo delle imbarcazioni alle 10 a Santa Chiara per finire alle 11:30 in bacino San Marco con l'Alzaremi. Davanti alla Basilica della Salute sarà presente una rappresentanza di familiari e amici di Alberto che in questi mesi hanno sempre cercato di mantenere alta l'attenzione. Domani festa del 1° maggio, si rinnova a Padova il consueto appuntamento dei sindacati in Piazza dei Signori. Il tema di quest'anno è dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Uniti per un lavoro sicuro, è questo lo slogan scelto da CGIL, CISL e UIL per il 1° maggio 2025. Un lavoro dignitoso, un lavoro sicuro per tutti. Ecco l'impegno unitario dei sindacati che in Piazza dei Signori a Padova chiederanno che su questo tema tutti, a partire dalle istituzioni, lavorino di più. L'appuntamento sarà come di consueto in mattinata a partire dalle 10. Sul palco, accanto ad Aldo Marturano Sfer, segretario della CGIL di Padova, Samuel Scavazzin, segretario della CISL di Padova e Rovigo, e Massimo Zanetti, segretario della UIL di Padova, Luigi Bisatto, vicepresidente della provincia, Andrea Michalizzi, vice sindaco della città,
Antonio Parbonetti, prorettore dell'Università di Padova, e Don Luca Facco, vicario episcopale. Una mattinata di festa, ma soprattutto una mattinata di riflessione, perché, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella delle morti del lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che nel nostro Paese ha già mietuto in questi primi mesi centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È evidente che l'impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato. Un 1° maggio che è e sarà soprattutto memoria di chi, uscito di casa per lavorare, a casa non è tornato più. Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in diretta in studio. Rieccoci nuovamente in studio. Con me, insomma, lo conoscete, un ospite che abbiamo già avuto, il presidente dell'associazione Il Filo di Simo, Ivan Scremina. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. No, grazie a voi. Purtroppo si sono registrati diversi casi nell'ultimo periodo, non solo nel Veneto ma anche in altre regioni, di gesti estremi. Parliamo di una fascia che va da giovanissimissimi, proprio non so neanche come definire, sono ancora bambini quasi, sì, di 12 anni, a persone anziane. Ricordiamo il 12enne di Venezia, vogliamo ricordare la ragazza di 22 anni a Bologna, giocatrice di softball, ma non solo, perché poi anche altri casi qua nella Marca. Sì. Un po' un'escalation di persone che hanno purtroppo deciso il gesto estremo. Sì, purtroppo tutte le previsioni nelle quali si prevedeva che questa fase dopo il Covid sicuramente avesse cominciato ad avere una curva discendente. La realtà è che i gesti estremi sono in aumento, ma soprattutto il disagio, sia quello giovanile ma anche quello ormai un po' più con un'età un po' più elevata. Noi purtroppo dal nostro osservatorio nell'ultimo mese, ma già dall'inizio dell'anno, c'è stata una crescita importante di richieste di aiuto che comprendono fasce di età che vanno dai 10, 12, 17, 18 e poi anche i familiari, perché oggi i familiari hanno ancora più difficoltà nell'affrontare questa triste situazione. Diceva, insomma, richieste di aiuto, e parlava di una fascia dai 10-12 anni, cioè è veramente una fascia di, non so neanche se definirli giovanissimi, perché sono proprio bimbi. Allora, la realtà è questa. Noi comunque abbiamo fatto un esperimento e abbiamo fatto un lavoro importante che si chiama Lezioni in Musica, e quindi siamo andati a scolare nelle scuole. E abbiamo avuto un'ottima interazione, abbiamo toccato più di 2000 studenti, ma la realtà è che abbiamo avuto la maggiore interazione alle medie, su una scuola media, perché i ragazzini hanno una sensibilità forse maggiore, oppure hanno anche una curiosità maggiore, tant'è vero che una scuola media dove siamo andati a fare lezioni di musica, e che quindi abbiamo parlato di suicidio, i ragazzini ci avevano chiesto di parlare un po' di più della storia di Simone, e quindi questo significa che c'è la possibilità molto probabilmente di andare verso un cambiamento. È che bisogna avere il coraggio di parlare di cose che fino a poco tempo fa non si aveva. Oggi esiste ancora un forte tabù. Nella Marca ci sono stati dei suicidi di quali non si è avuto notizia, perché giustamente le famiglie hanno ritenuto il caso, insomma, tenerle per sé. E la realtà è che invece dobbiamo avere il coraggio tutti insieme di portare avanti proprio una campagna di aiuto nei confronti sia dei giovani che hanno queste grosse problematiche, che sono anche cambiate, perché più si scende di età e più il gesto è impulsivo. Mentre Simone aveva 27 anni, stava male da 1 anno e mezzo, e la sua scelta nasce da delle aspettative importanti che faceva fatica a raggiungere, e di conseguenza una fragilità che l'ha portato molto probabilmente a fare anche dei tentativi di suicidio dei quali noi non siamo a conoscenza. E credo che invece i ragazzini più piccoli, quindi sulle età che andranno dai 12 ai 15, siano più impulsivi, quindi non ci sia un percorso magari di riflessione là, bisogna cercare di aiutare i genitori a vedere qualche campanello di allarme per poter dargli gli strumenti e per scongiurare, insomma, il gesto estremo. L'obiettivo nostro è quello di riuscire a lavorare anche nella prevenzione del gesto suicidario.
e quindi insomma come associazione ci mettiamo molto a disposizione. Ecco, lei diceva dall'osservatorio abbiamo registrato un aumento nell'ultimo periodo dall'inizio dell'anno di quanto? Guarda, noi oggi abbiamo chiuso il 2024 con dei dati a novembre che erano di circa 240 utenti, 250 utenti e di un centinaio di persone in accoglienza. Oggi siamo già oltre a 310 credo utenti che hanno richiesto aiuto. La fascia di età è sempre quella dove noi siamo purtroppo più addentrati, perché noi siamo partiti con l'associazione proprio con il concetto di seguire il disagio giovanile, cercando di imitare un po' quello che era Simone, che pensava un po' agli altri e soprattutto ai ragazzi. L'utenza media comunque che sta arrivando è fatta anche dai familiari, perché i familiari si trovano completamente disarmati di fronte a un gesto che io dico spesse volte che bisogna entrare ormai nel modo di pensare che le cose non accadono soprattutto agli altri, ma possono accadere a chiunque, perché la vita è imprevedibile. A volte basta un gesto, un qualcosa che colpisca in maniera diversa per avere i gesti estremi. Lei ci diceva appunto un aumento, il fatto dei giovanissimi che è più impulsivo, mentre nelle persone un po' più mature forse è più riflessiva questa scelta, nel senso è più pensata. Sì, questa è un po' l'impressione che abbiamo, ma non sono io che sono un competente, ma per esempio noi stiamo cercando di collaborare con la proiezione di un film che si chiama Giocattoli, che è un film molto interessante che parla proprio di una storia di vita reale, dove un ragazzino di 9 anni si suicida e là insomma degli esperti dicono e raccontano che sia proprio la realtà di questa giovanissima età che li porta a essere più impulsivi. Adesso vorrei dire quasi un paradosso, no? Tendenzialmente diventa un gesto su un percorso che è quasi irreale per loro. Poi il percorso purtroppo porta alla parte terminale, mentre sulla fascia più adulta, tipo quella di Simon, che avevano 27, 26, 28 anni, dietro ogni suicidio ci sono minimo 3 tentati suicidi o 2 tentati suicidi che per svariati motivi non vanno a termine. Lei diceva tante famiglie, insomma diverse famiglie chiedono aiuto, quindi ci sono dei campanelli d'allarme che si possono captare in qualche maniera, oppure secondo lei no, perché magari arriva poi il gesto quando uno dice... Allora, tendenzialmente ogni storia è un racconto diverso. La realtà è che comunque, almeno per noi familiari, oggi che stiamo vivendo un percorso di quasi formazione, no? Noi con Simone non eravamo preparati e di conseguenza quei campanelli che lui ci aveva dato molto probabilmente non li avevamo presi in considerazione. Il fatto comunque che lo stato depressivo si manifesti con l'apatia della persona, con l'apatia, col fatto che non voglia più andare a scuola, col fatto che rimanga a casa, chiuso a casa, oppure non abbia più voglia di fare quello che faceva. Simone era un atleta, all'improvviso non voleva più fare lo sport, era un empatico, quindi aveva tantissimi amici, all'improvviso non aveva più voglia di uscire con gli amici e all'improvviso tutto ciò che per lui era facile diventa difficile. Noi non eravamo pronti, quindi quando Simone mi diceva papi ho male alle gambe, non andiamo a correre, io insistevo perché dicevo no, sì, ma tanto correndo ti passa, no? E il fatto di non sapere le cose ti porta a fare delle scelte, invece non c'è nulla di male se un ragazzo che soffre di stati depressivi la mattina decide che vuole stare a letto, perché se noi gli diamo la possibilità di prendere in considerazione effettivamente quello che lui sente e quindi dargli una porzione del nostro ascolto, insomma in qualche maniera è più facile che si possa manifestare. Quando vengono da voi che cosa vi chiedono maggiormente le famiglie, parlo? Quando le famiglie vengono da noi ci chiedono aiuto, ci chiedono se c'è la possibilità di avere qualcosa, uno strumento per poter affrontare in qualche maniera questa situazione di disagio. Allora io come genitore, anche mia moglie, noi ci siamo messi a disposizione delle famiglie che hanno attraversato o che stanno attraversando dei momenti come i nostri e magari confrontandosi si riesce a dargli un aiuto e una spinta magari a rivolgersi più facilmente a un professionista, perché poi c'è la necessità di un professionista che li prenda per mano e li conduca
per una strada insomma, che abbia esiti diversi da quella di Simo. Ecco, lei ci diceva alcuni casi di cui abbiamo parlato che purtroppo sono stati insomma, resi pubblici, diciamo, però ci sono tanti casi di persone che hanno compiuto il gesto estremo, casi che nemmeno si conoscono. Sì, non lo dico io, l'ha detto una persona molto più informata e più preparata di me. Comunque se in Italia la statistica media è di circa 8.000 suicidi all'anno, 4.000 sono visibili e 4.000 no. Per una serie svariata di motivi, legata dalle scelte della famiglia, giustamente, e scelta dalla paura dell'emulazione, che anche qua si dovrebbe aprire un libro infinito. L'emulazione è data se io comunico una notizia e ti spiego come l'ho fatta. Però se noi diamo una notizia di un evento che è successo e diamo la possibilità delle persone di capire e poter condividere la propria situazione di difficoltà, molto probabilmente potremmo arrivare un po' prima. Porto questo esempio. Siamo andati su una scuola a raccontare, noi abbiamo, oltre lezioni in musica, facciamo degli incontri che chiamiamo Angelo dalla pelle sottile, dove io racconto la storia di Simone, la racconto in maniera cruda, dall'obitorio, tutto quello che io come genitore ho dovuto passare e che lui in qualche maniera ha passato. Terminato questo, l'abbiamo fatta di fronte a 400 ragazzi, un paio di ragazzi sono venuti da me chiedendomi e dicendomi: io più o meno penso di avere le sensazioni di Simo, però se ci fosse qualcuno che mi aiuta a capirlo avrei bisogno. Ed è per questo che se riusciamo a parlarne, a fare delle condivisioni che siano importanti, adesso ne faremo il 15 maggio, siamo a Motta di Livenza, dove racconterà la storia mia moglie, racconterà la storia la Manuela Tonon, che è il presidente delle Amiche per la Pelle, e la Federica, che è una nostra volontaria, che anche lei ha avuto tentativi di suicidi, ed oggi lei è riuscita a raccogliere la seconda opportunità. Perché noi dobbiamo dare a questi ragazzi e a quelli più adulti la possibilità di sapere che esiste una seconda opportunità, che la vita non è che se un momento le cose non funzionano non è detto che devi fare un gesto estremo, lavorando si può avere una seconda opportunità. E una delle vostre attività più importanti è quella proprio di parlare con le persone, di parlare ai ragazzi, che sono probabilmente i più fragili. Sì, sono i più fragili e sono anche l'unico, dal nostro punto di vista, che sicuramente è modesto anche perché noi siamo una briciola, sono la radice che necessita del cambiamento, nel senso che se noi partiamo da là molto probabilmente qualcosa riusciremo a cambiare. Se rimaniamo sui soliti canali, sul solito target di età medio-alta è un po' più difficile, perché un altro esempio che porto spesso è il tumore. Mia madre muore giovanissima di tumore nel 91, all'epoca nel 90, all'epoca non si poteva parlare di tumore, ma si parlava di brutto male. Oggi l'opinione, insomma la possibilità di parlarne, rende le persone condivisibili, e c'è un libro bellissimo che si chiama Cervello anarchico, dove insegna che effettivamente il cervello ha delle possibilità di cambiamento e si può anche guarire da ciò che si pensa non sia possibile. Quindi credo che la condivisione e la possibilità di confrontarsi sia fondamentale, e se partiamo dai ragazzi insegnandogli a loro che devono diventare dei custodi, che non significa essere il custode di un palazzo, ma essere il custode di chi hanno a fianco, e ogni tanto dare uno sguardo al telefono e a loro, perché loro possono percepire il disagio del suo compagno. Ecco, mi stavo anticipando proprio la domanda ed era quello che volevo chiederle. È importante non solo la richiesta d'aiuto poi della persona o del ragazzo che è in difficoltà, ma anche dell'amico, del compagno di banco, di chi li frequenta, perché qualche segnale magari, soprattutto tra ragazzi, emerge. Sì, ma soprattutto perché tra ragazzi si confidano. A volte è difficile che un figlio si confidi con un genitore. Io porto il mio esempio, sono un padre fortunato nonostante la tragedia. Con i miei figli io parlavo tantissimo, parlo tuttora tantissimo. Con Simone parlavo un'ora la mattina, un'ora e mezza al pomeriggio, e poi la sera dalle 8 anche alle 5 di mattina quando stava male, ma anche prima. La realtà è che comunque io ero consapevole che lui a me raccontava, e nonostante io avessi un rapporto veramente profondo, sapevo veramente quasi tutto, però no? Non si sa mai tutto. Il vero amico invece è quello che alla fine diventa il tuo custode, il tuo contenitore, dove tu scarichi le tue grosse difficoltà, e lo vediamo insomma in tante situazioni. Se andiamo a leggere anche il libro dedicato a Spezzacatena, dove anche lui aveva il suo migliore amico, ci sono dei migliori amici, e quello che io dico ai ragazzi: affidatevi a loro, e dico invece ai ragazzi che saranno i contenitori di queste
intime confessioni, di non aver paura di doverlo confessare ai genitori, perché poi è tutti insieme che si riesce a salvare, e salvare anche una persona è sempre un grande risultato. Le scuole aprono le porte a questi argomenti perché poi sono argomenti difficili da trattare con i ragazzi. Allora, inizialmente abbiamo avuto qualche difficoltà. Noi andavamo a parlare di suicidio in maniera molto aperta, perché lezioni in musica si parla di suicidio, uno psicoterapeuta, il dottor Lode, fa l'interprete dei brani, e inizialmente c'era un po' di titubanza. Oggi devo dire, dopo aver fatto questo numero di incontri, le scuole sono molto aperte, ci danno la possibilità di fare e ci chiedono di andare, quindi credo che un po' di cambiamento stia avvenendo. E come ci diceva prima, insomma, qualcuno si è fatto avanti durante questi incontri per chiedere almeno informazioni. Sì, noi sistematicamente ad ogni incontro che noi facciamo, che sia nelle scuole o che sia come quello che faremo il 15 maggio a Motta di Livenza, o dove io vado a raccontare la storia di Simone, noi il giorno dopo o il giorno stesso abbiamo 2 o 3 persone che ci chiedono aiuto, e per noi è la più grande fonte di volontà per poter migliorare, perché sapere che fai qualcosa che in qualche maniera, insomma, può permetterti di raccontare storie con finali diversi di Simone, per noi, insomma, ci riempie il cuore. Al giorno quante chiamate ricevete? Dipende, ci sono dei giorni che la coordinatrice deve smistare 2 o 3 telefonate, dei giorni che ne arriva uno, dei giorni che magari c'è un po' più tranquillità, però poi c'è un lavoro importante dietro, perché anche qua siamo stati fortunati, abbiamo avuto la fortuna di avere questo pool di psicoterapeuti che si prestano. Adesso abbiamo seguito un caso dove la psicoterapeuta credo abbia chiamato ininterrottamente per una settimana la famiglia, il padre, la madre, per creare questa situazione di fiducia, e devo dire che sono stati molto bravi, perché alla fine da una situazione che sembrava quasi disperata sono riusciti a riportarlo, insomma, a ripensare a una seconda opportunità. Diceva adesso c'è un incontro, ma ovviamente il vostro programma, insomma, è un programma lungo, una scadenza a lungo termine, ecco, avrete anche altri incontri? Sì, noi mediamente facciamo 1 o 2 incontri al mese, poi abbiamo questo progetto Lezioni Musica che finora abbiamo finanziato noi, adesso cercheremo di trovare, insomma, degli sponsor che ci aiutino a portare avanti questo progetto, e anche qua noi avremo già una decina di incontri da fare. Che tipo di progetto è questo? Allora, Lezioni in Musica funziona che praticamente noi entriamo nelle scuole e ci sono delle canzoni, noi diamo il tema, le canzoni hanno sfondo col tema del suicidio, tra ogni canzone lo psicoterapeuta commenta i brani, e questo fa sì che poi ci sia un'interazione con i ragazzi. L'ultimo incontro che abbiamo fatto a Santa Caterina è stato grandioso, perché poi alla fine i ragazzi si sono messi a ballare. Abbiamo visto che il 50% di chi partecipa a questi incontri poi ci confessa che o conosce qualcuno che ha problemi o loro stessi. Siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero Ivano Scremin, è sempre bene parlare di questo argomento, perché anche solo salvare una persona giovane, giovanissima o adulta, insomma, è un grande risultato per noi. È una grande vittoria. Grazie a voi davvero. invece per l'ospitalità. Ora c'è la pubblicità, poi ci sarà la nostra pagina dedicata alla CGIL e potete intervenire con delle domande. Grazie, pubblicità.